Il Licata Calcio, con una nota ufficiale, il club gialloblu ha risposto agli episodi di violenza che si sono verificati domenica scorsa prima della partita al Saraceno di Ravanusa tra Canicattì e Licata. Gli autori della sassaiola contro le persone e i mezzi di quanto stavano lavorando per dare sicurezza e visibilità all'incontro di calcio. Viene affermato vanno individuati e sanzionati perché fatti del genere non debbano più verificarsi. Al contempo viene espressa solidarietà a quanti hanno subito un danno dell'episodio. Ci dispiace particolarmente che persone che lavorano con professionalità e impegno debbano vedersi danneggiare l'auto del gesto di qualche sconsiderato che poco hanno a che fare con il calcio. Ricordiamo appunto quanto è successo a Ravanusa in occasione del derby Canicattì-Licata, dove sono stati immortalati con video e foto dai poliziotti della scientifica, immagini che ovviamente a partire da quel giorno inizieranno a essere analizzati per cercare di identificare quanto più ultras possibile e se saranno riconosciuti ovviamente saranno raggiunti dal DASPO, questo quanto è stato affermato dal questore Rosa Maria Iraci.